and goes like it fits and disappears like the weather, and it blows like it knows what's going wrong, like it's clever. Ben ritrovati a tutti voi in una nuova puntata di Sguardi sul Veneto, e il nostro sguardo in questi giorni non poteva non cadere sul Lido di Venezia, dove è in corso la 69esima edizione della mostra del cinema e dove la regione del Veneto da qualche anno ha un suo proprio spazio. Ne parliamo con Decimo Poloniato, che è dell'ufficio cinema della Film Commission Regione del Veneto. Grazie intanto per essere con noi, Decimo. Grazie a voi di essere qui. Allora, noi ci troviamo proprio davanti a un esempio, una testimonianza di cinema fatto in Veneto, perché quella che vedete dietro di noi è proprio una fotografia scattata durante il set del film La lingua del santo del padovano Mazzacurati, giusto? Giusto. Sì, è uno spazio che noi abbiamo ormai da qualche anno, come ricordato prima, per promuovere e valorizzare il settore del cinema veneto, che è fatto sia di professionisti di grande capacità, sia di registi e soprattutto di luoghi e di una tradizione che abbiamo voluto fare nostra per valorizzare il territorio e valorizzare il Veneto come la produzione cinematografica come una risorsa economica per il territorio. Ricordiamoci che domani il vicepresidente sarà qui per un incontro con il sistema camerale del Veneto e con i produttori, i professionisti della nostra regione, per valorizzare le attività che la regione ha promosso a sostegno della produzione cinematografica, intesa come una realtà produttiva che ha una forte incidenza economica e che ha una grande capacità di valorizzazione dei luoghi del cinema. Anche perché appunto io la interrompo per dire che Venezia è un set naturale meraviglioso, però in realtà ci sono moltissimi altri luoghi di questo territorio che si prestano a far da cornice per un prodotto cinematografico. Certamente alle nostre spalle abbiamo il Caffè Pedrocchi, abbiamo la piazza del municipio di Padova e lì in quella parete abbiamo voluto mettere alcune immagini che ricordano quanto il cinema quante possibilità abbia il cinema nel Veneto. Abbiamo dei film realizzati, abbiamo degli sfondi di un film di Bollywood, una villa veneta, un ponte veneziano, una forra dell'altopiano della Lessinia, un'altra villa veneta. Significa quindi che ogni luogo, ogni territorio del Veneto può diventare set cinematografico, non solo naturalmente gli ambienti storici, i grandi paesaggi, ma per esempio anche le realtà urbane, le realtà periferiche, le realtà industriali che spesso ci vengono richieste dalle case di produzione come set cinematografico. E dunque che cosa fa nel concreto il Veneto a sostegno proprio della produzione cinematografica? Beh, la Regione del Veneto con la legge 25 del 2009 ha approvato l'istituzione di un fondo a sostegno della produzione cinematografica. Finora abbiamo realizzato complessivamente 10 produzioni cinematografiche che sono state riconosciute, e in uno particolare, come Io sono lì di Andrea Segre, è stata inserita l'anno scorso nelle giornate degli autori e quest'anno è stata inserita nella terzina finalista del premio Lux del Parlamento europeo. Si tratta di risultati importanti che valorizzano e premiano una capacità produttiva, una capacità artistica. Non solo questi, questa edizione avremo Sfiorando il muro, un altro film sostenuto dalla Regione del Veneto di Silvia Girallucci, e L'uomo che amava il cinema, dedicato alla figura di Pietro Tortolina, realizzato da Marco Segato. Sostegno di natura economica, quindi mediante contributi, ma anche un sostegno attraverso informazioni, attraverso collaborazioni che creano le condizioni di accoglienza per le case di produzione che vengono a realizzare i propri film nel Veneto. Per fare questo la Regione ha istituito delle attività di Film Commission e in particolare ha
coinvolto le realtà locali per la creazione di strutture di film commission che meglio possono rispondere alle domande di permessi, autorizzazioni e in genere dell'accoglienza per le troupe. È il caso di Venezia, una film commission comunale, Verona, sempre di carattere comunale, e di carattere provinciale invece Vicenza, Rovigo e Padova, che oggi presenta qui le proprie attività. Second, don't tell me this one, you know I know this one, I know this song, I know this one, I love this song. Hold on just a second, don't tell me this one, you know I know this one, I know this song, I know this one, love this song, I know this one. E Giulia Lavarone è proprio una collaboratrice della Padova Film Commission. Allora Giulia, la Padova Film Commission che cosa fa in pratica? Quali tipi di servizi offre? Padova Film Commission si occupa di agevolare il lavoro delle troupe cinematografiche nel territorio, quindi ad esempio aiutiamo le produzioni nell'ottenere i permessi necessari, come sapete, per le riprese in esterni, oppure li aiutiamo per quanto riguarda l'ospitalità, per quanto riguarda i servizi, i trasporti e così via. Li mettiamo in contatto con i professionisti del settore locali per cercare anche di dare un impulso a quello che è il settore cinematografico padovano. Come sapete, Padova è una città che ha una grande storia sul piano cinematografico da molti punti di vista. Sapete che l'Università di Padova da sempre ha delle cattedre molto importanti di storia critica del cinema, abbiamo anche il DAMS, quindi molti giovani anche si stanno avvicinando in questi anni alla professione cinematografica, e poi abbiamo nomi di grande rilievo, uno per tutti, il regista Carlo Mazzacurati, ma potremmo ricordarne tanti altri, anche il cinefilo Piero Tortolina, a cui è dedicato il film di Marco Segato che verrà presentato in questi giorni proprio qui a Venezia, è un esempio di questo amore che Padova ha sempre manifestato verso il cinema. Quali produzioni avete seguito quest'anno, se possiamo raccontare qualcosa? Quest'anno abbiamo aiutato per esempio l'organizzazione di un casting per un giovane regista che ha studiato negli Stati Uniti e che verrà il prossimo anno a girare qui a Padova. Abbiamo collaborato con alcune produzioni franco-tedesche per il noto canale Arte per realizzare dei documentari. Per esempio è stato molto simpatico un documentario sulla vita di Shakespeare realizzato per provare che il regista... È stato a Padova? Sì, è stato a Padova, proprio ci sono stati degli studi pubblicati quest'anno negli Stati Uniti che ci raccontano che Shakespeare, quando ha scritto la Bisbetica domata, comunque doveva aver conosciuto alcune zone di Padova. Quindi abbiamo avuto l'occasione con questo documentario di fare anche questa scoperta molto interessante. Sì, me l'abbiamo data in anteprima. Un'ultima cosa, perché ovviamente la Film Commission è stata presente alla mostra, è presente tuttora alla mostra del cinema di Venezia con un open day, ha tenuto un open day. Di cosa si è trattato? Esattamente, noi siamo stati qui appunto nello spazio offerto dalla Regione Veneto per prendere contatti con le produzioni interessate a girare in territorio padovano e abbiamo un po' presentato quelli che sono i nostri servizi. Queste sono chiaramente delle occasioni importanti per conoscere i professionisti del settore. Grazie mille allora Giulia, buon lavoro. Grazie a voi. E adesso andiamo a conoscere proprio l'autore di un documentario che è stato presentato qui alla 69esima edizione della Mostra del Cinema. Franco Lovato, che vedete qui accanto a me, è l'autore di un documentario che è stato presentato alla Mostra del Cinema e che si intitola Il dramma del conflitto vietnamita. Franco però in realtà di professione è avvocato perché lavora appunto per il Foro di Vicenza, eppure oggi ha scoperto veramente una grande passione, quella del cinema e della storia raccontata attraverso le immagini. Come è nato questo documentario? Questo documentario è nato a seguito di un incarico che ho avuto da due agenzie turistiche, un'agenzia di Hanoi e un'agenzia di Padova, i quali volevano creare un nuovo viaggio che loro chiamavano appunto viaggio intelligente. Io mi sono soffermato fra i miei innumerevoli viaggi però nel sud-est asiatico, questa volta quasi 40 giorni e quasi per fortuna anche sono riuscito a intervistare uno degli 11 sopravvissuti alla strage di My Lai
il quale spontaneamente ha rilasciato un'intervista mai successo prima di adesso e la quale è stata poi valutata in sedi diverse da quelle che sono le sedi turistiche, e da lì, anche grazie a un mio carissimo amico che è Giannino Danieli del Giornale di Vicenza, il quale mi ha affiancato in questo lavoro, è stato veramente grande a darmi anche la spinta ad avere la giusta energia per formare non solamente un DVD ma anche un libro che è stato edito a gennaio di quest'anno e che sembra stia andando abbastanza bene. Poi se siamo arrivati qua, insomma. Assolutamente. E la strage di My Lai, lo ricordiamo, avvenne nel 68, giusto ad opera ovviamente dell'esercito statunitense. Insomma, quella fu una guerra terribile, una guerra spietata. Che cosa ci lascia oggi il ricordo di questa guerra e che cosa le ha detto di profondamente toccante, importante, quell'uomo che ha intervistato? Devo dire che il conflitto del Vietnam lascia ancora oggi uno strappo aperto nella società vietnamita. Il ricordo è difficile da cancellare e l'ho visto soprattutto negli occhi di questo sopravvissuto che ha perso, ricordo bene, 3 fratelli quella mattina, e lascia un po' di amarezza pensare che sono passati tanti anni, però ancora oggi anche i bambini ricordano pur non avendolo vissuto, però il genitore tramanda, racconta, e ancora oggi il Vietnam, chi lo percorre da sud a nord, vede ancora delle tracce di quel conflitto. Sono tracce naturalmente che devono essere scoperte, però l'occhio attento le vede. Grazie mille, grazie, e in bocca al lupo anche per il futuro, visto che ci sono altri progetti insomma, di cui non parliamo ma che sicuramente riusciremo a vedere prossimamente. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. E con Franco Lovato abbiamo parlato appunto del documentario Il conflitto del dramma vietnamita, che però è anche un libro al quale ha partecipato anche un giornalista del Giornale di Vicenza, Giannino Danieli, a cui vorrei chiedere proprio questo. Perché a distanza di tanti anni bisogna ancora parlare della guerra del Vietnam? Beh, bisogna parlare intanto perché prima di tutto per lo strappo che ha creato, per le conseguenze che ha creato anche nel popolo vietnamita, conseguenze che si stanno pagando ancora adesso. Nascono bambini deformati in una maniera orribile. E poi c'è un altro aspetto che è storico, è una guerra che ha condizionato tutte le successive decisioni delle potenze occidentali. Parlarne perché c'è un'ampia filmografia, c'è un'ampia bibliografia, però parlarne soprattutto, se si vuole, parlarne in un modo, in una forma unica, cioè fare un qualcosa di unico, e credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Ecco, lei e Franco poi siete andati a presentare il libro nelle scuole di tutta Italia e continuerete a farlo? Ma abbiamo visto che è la strada giusta e ci sono parecchi istituti che stanno affrontando la materia come parte finale del ciclo di studi, e un grandissimo esempio in questo proposito che ci ha spinto anche, diciamo, a continuare a perseguire la strada delle scuole è stato a Macerata, dove la risposta di un liceo e di un istituto commerciale è stata veramente confortante, veramente. Grazie mille Giannino Danieli. Io ricordo che questo libro, il dramma del conflitto vietnamita, è già nelle librerie di tutta Italia. Una presenza importante dunque quella della Regione del Veneto alla Mostra del Cinema del Lido di Venezia, ma più in generale anche nel mondo della celluloide, e tra l'altro ci sono tanti altri appuntamenti che vorremmo segnalare. Certamente, a partire dal
metà di settembre inizierà la circuitazione dei film della settimana della critica nel circuito delle sale d'esse del Veneto, a cui seguirà la circuitazione di una sezione di film presentati all'interno della Biennale, per poi a novembre e a marzo del prossimo anno l'iniziativa La Regione del Veneto ti porta al cinema a 2 euro, un modo concreto della Regione per promuovere, per valorizzare il cinema di qualità e il cinema d'autore. Tutti al cinema allora, grazie mille a Decimo Poloniato, grazie naturalmente anche a tutti voi per averci seguito, alla prossima puntata.